A giugno stringe il pugno, oppure giugno stringe il pugno, dove si può intendere giugno complemento di tempo, cioè nel mese di giugno, e stringe il pugno è un invito a chi deve stringere il pugno per impugnare la falce, per mietere il grano, per segare il frumento. Oppure, se si può intendere giugno come il soggetto, giugno stringe il pugno, cioè giugno è colui che stringe il pugno, stringe la falce in mano per mietere. Il concetto è chiaro: il mese di giugno è il mese della mietitura. Siamo in prossimità dell'estate, oggi è il 20 di giugno e il 20 di giugno l'estate incomincia proprio fra un'oretta, fra un paio d'ore, questa sera, perché dal punto di vista astronomico appunto l'estate incomincia ancora nel giorno 20, e il 24, che sarà San Giovanni Battista, che chiaramente è già estate, si risevanca a San Giovanni la misura in Diman, dove la misura, ovviamente, dico ovviamente perché è chiaro che si parla sempre di quello, è la falce. San Giovanni Battista, grande santo, importantissimo per la Chiesa, il più grande fra i nati di donna, secondo le stesse parole di Gesù, anche se poi Gesù aggiunge: ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. San Giovanni Battista, grande santo, patrono fra le altre località anche di Monza e di Sesto San Giovanni, quindi due città importanti, Monza e San Giovanni, anche Sesto San Giovanni, anche a Sesto è patrono della città. Cade proprio nei giorni della mietitura. Anche in italiano c'è questo proverbio, lo ricorda il Cherubini nel suo vocabolario, dove dice appunto che giugno la falce in pugno, quindi anche in italiano c'è questo modo di dire, questo proverbio, facilitato dalla rima tra giugno e pugno, evidentemente. Infatti il Cherubini, l'autore, come sappiamo, del vocabolario milanese italiano, il più famoso e il più importante, anche se risale a metà dell'Ottocento, dice: proverbio contadinesco che raccomanda la segatura sia fatta nel giugno. Lo raccomanda, ma anche perché così vuole natura. A giugno evidentemente incomincia l'estate e ci si può anche scoprire, ormai ci si veste in modo leggero. C'è anche un altro proverbio che comprende i due mesi precedenti: April neanche fil, mac adac, giugno peu, fa quel che te vuoi. Cioè raccomanda che aprile neanche un filo non ci si scopre assolutamente, perché siamo nel cambio di stagione cosiddetto, dove può succedere che le temperature possono ancora scendere, se non si scopre rischia di ammalarsi. Maggio andiamo pian piano, adagio adagio, ci si scopre, dice poi giugno fai quello che vuoi, perché sostanzialmente a giugno ormai fa caldo e sappiamo benissimo che poi ci sono le giornate più lunghe, perché evidentemente dal solstizio d'estate, anzi attorno al solstizio d'estate, che appunto è il giorno in cui cambia la stagione, ci sono i giorni con il D più lungo della notte, e poi appunto sono i giorni in cui fa molto caldo, poi ci sarà tutto luglio che sarà un mese caldo. Ma per i nostri paesani, per i contadini di una volta, faceva caldo, certo che sì, lo sapevano benissimo, e sudavano, ma sudavano non solo perché faceva caldo, ma perché dovevano lavorare ed erano intenti appunto alla mietitura. Come diceva il proverbio, appunto, giugno stringe il pugno.